Dino Vittorio Santin è giunto al 24esimo giorno di sciopero della fame. Una sua impressione è che risultati ha ottenuto secondo lui in questi 24 giorni. Allora, sto vedendo la gente che comincia a riflettere, cioè inizialmente mi davano del pazzo, eccetera, però la gente si pone, il punto è questo: 24 giorni di sciopero della fame, questo non sta scherzando, e comincia a farsi delle domande e a porsi delle domande proprio sul fatto della corruzione. E ho avuto delle visite da Verona, da Vicenza, da Novente di Piave. Ieri sono partiti due signori da Milano appositamente per venirmi a trovare. Cioè, comincia qualche piccolo risultato ad arrivare. Io lo sapevo sin dall'inizio che sarebbe stata una battaglia dura e lunga. Questo è solo l'inizio della battaglia, per svegliare le menti. Ecco, questa sera, serata di Venerdì Santo, c'è un'importante iniziativa a cui chiediamo di illustrarcela. Sì, mi è stato chiesto da alcuni di loro di dare un senso organizzativo e di cominciare a organizzarci, no, per fare questa lotta. Stasera ci sarà una riunione, attualmente l'hanno organizzata gli altri, però io ne farò volentieri parte, e ci sarà inizialmente una decina di persone perché vogliono dare un senso organizzativo per divulgare e quant'altro e combattere anche sul territorio, sul proprio comune, eccetera, la lotta proprio agli sprechi e alla corruzione.